ragazzi, bentornati sul mio canale. Stamattina facciamo una cosa un po' diversa. Voglio, indovinate cosa? Penso che avete capito. Voglio, stamattina voglio cucinare, voglio fare una ricetta napoletana. Voglio gnocchi alla sorrentina. Preparati da me, ovviamente. Quando poi a volte che posto delle foto su Facebook di piatti già fatti che dicono dove l'hai comprato? Ah, ma mica l'hai fatto tu. Voglio. Ma parlamma a fa, io sono figlia di mamma napoletana verace. Mia mamma mi ha imparato a fare tutto cosa, a cucinare il dolce e il salato. Ovviamente sono specializzata nelle ricette napoletane. Guarda, vi faccio vedere subito come si preparano gli gnocchi alla sorrentina. Allora ragazzi, prima di tutto farina, patate. Io metto un po' di parmigiano nell'impasto, un filo d'olio, ragazzi un uovo intero, io ci metto pure un bianco, pure la velina, l'albume insomma, perché vengono una consistenza diversa, vengono belli callosi. Ragazzi si prepara un bel panetto, un pizzico di sale pure, un pizzico di sale ci vuole sempre. Si prepara un bel panetto così, io ovviamente già l'ho preparato. Si tagliano i pezzettini, vi faccio vedere, sistemo un attimo la telecamera, si fanno dei pezzettini così e poi di questi pezzettini si fa questa forma che è anche sfiziosa e questi li possono fare pure i bambini, pure le creature possono fare. E io sapete quanti voto con mia figlia l'ha già fatto. E poi che cosa si fa? Vabbè, la farina sa da un poco spolverare, ma io sa da spurcare quando si cucina, mi raccomando. No, cacca, no, poi spurcamo, facciamo, no, catama roba già fatta, non esiste proprio. Allora, poi si tagliano dei tocchettini, la misura la scegliete voi, voglio come vi piace a voi. Ah, potete fare rossa, potete fare piccirelli, l'importante è il dito ragazzi, il dito è fondamentale, perché si tirano così. Voglio c'è da sto spazio ad essere vacante in gnocchi e viene più saporito e più leggero. Ragazzi fate bollire l'acqua, bella salata, a vostro piacimento. Appena tagliano tutto quanto a galla, vuol dire che sono fatti. Li scolate, prendete una bella teglia grande, salsa, facete una bella salsa stretta, salsa, gnocchi, mozzarella, salsa e parmigiano. Fate tanti strati come preferite voi, i quantitativi quelli che preferite voi, come piace a voi. A finitura sugo e parmigiano. Basilico, mi raccomando, voglio basilico a Napoli, a tutto parte ci mettiamo. In forno un quarto d'ora, vediamo che si scioglie la mozzarella, deve essere filante. Voglio gnocchi alla sorrentina, e che vuol dire a fa, e che vi mangiate. Voglio, e quando ci vuoi. Spero che vi sia piaciuta la ricetta, provate a farla. Vabbè, questo è più per le donne, questo video. Vabbè, però oggi anche l'uomo si cimenta, o no? Tante donne lavorano, quindi l'uomo si cimenta a cucinare. Poi non c'ho niente, c'ho mezz'ora in tutto per fare sto piatto ed è un piatto a fine romuno, vi posso garantire, insegnatomi dalla mia mamma napoletana, Doc. Mi ha imparato tutto cosa, mi ha imparato a cucinare ricette dolci e salate, ovviamente soprattutto quelle napoletane. Voglio, provate a farlo e fatemi sapere come è venuto. Ciao!